Siamo a Sydney con Alessandro Chiappetti, artigiano orafo, che ora ci racconta l'inizio della sua attività. Come hai scoperto di avere questa passione? Allora, questa passione è nata per caso, vi spiego perché. Allora, praticamente io stavo una ragazza che aveva una gioielleria e mi ha detto di andare a provare a fare l'orafo, a vedere un attimino come si lavorava. Era andato da questo maestro orafo Busonera, conosciuto in tutta la Sardegna, e niente, ho cominciato così a lavorare un po' d'argento, così come si fa, no? E poi niente, ho cominciato a vedere i primi oggetti realizzati che erano venuti abbastanza bene, per dire che c'era giusto qualche mese. Allora da lì ho cominciato a prendere la passione, nel senso che mi piaceva, nonostante la pazienza che ci voleva per fare questo lavoro, e da lì è cominciata l'avventura. Non mi sono più fermato, ho continuato ad andare avanti, incoraggiato il maestro orafo dicendo che così ero portato per mestieri del genere, e ho lavorato un po' di tempo da lui, poi mi sono trasferito dopo qualche anno da Marini, da Sandro Marini, un altro bravissimo orafo di Quartu, e poi dopodiché ho deciso di aprire per conto mio questa attività. Iniziare questa attività ha significato anche condurre una ricerca sugli oggetti della tradizione, su quelli che potevano risultare più apprezzati dalla comunità sinese, quindi dai tuoi clienti. Quanto ti è costato questa ricerca, come la effettui? Allora, questa ricerca cerco di farla soprattutto parlando con persone di una certa età che magari possono sapere qualcosina in più di noi giovani, che chiaramente non abbiamo una grossa cultura sulle nostre tradizioni sarde e soprattutto sinaesi, perché comunque sia nei libri figura sempre tradizione sarda, poi non specificano mai il luogo di appartenenza di certi oggetti. Quando parlo con delle persone, qualcuno che di Sydney viene a dire che ecco, questo oggetto è tipico nostro e si chiama così come Sabeggia, qualcuno dice no, si chiama Sugocco, si chiama Sabeggia, oppure ci sono altri 7-8 nomi che viene chiamato tutta la Sardegna, perché l'oggetto comunque sia era lo stesso o molto simile e in base al comune alle zone cambia i nomi. Per i gioielli non è che ci fosse un artigiano in ogni paese che quindi seguisse sempre gli stessi modelli. L'artigiano molte volte lavorava per persone di vari paesi. Ma poi ecco, anche il fatto che io lavori per paesi diversi, comunque sia creare oggetti, prendere lo spunto magari di un oggetto di Sinna, un oggetto di Caglie e quindi mischiare e creare un bell'oggetto, poi alla fine comunque sia col passare degli anni non abbiamo un oggetto base per dire ecco questo è il nostro, ci sono varie sfumature, è come faccio io quando realizzo un oggetto e magari uso un po' della mia fantasia per renderlo unico. Chiaramente non puoi dire questo è quello di Sina, no, c'è stato un po' di inventiva nell'oggetto. Ci mostri qualcosa? Sì, allora, innanzitutto voglio farvi vedere questa, visto che stiamo parlando di amuletti. Questa è Sugocco Sabeggia, che poi aveva tanti altri nomi in base alle zone della Sardegna. Questa veniva allestita con coralli, onice nera, oppure occhi di Santa Lucia. Comunque sia, come potete vedere, di per sé le pietre, tutte queste cose qua non erano molto preziose, venivano usati anche dei fossili insignificanti, pezzetti, qualsiasi cosa. Poi diventava una gioia, diventava prezioso con l'ornamento in argento che vi ha messo tutto attorno, che poi l'argento viene considerato anche un metallo molto propizio e quindi veniva usato spesso già dalla preistoria. Poi adesso cosa stai lavorando? Allora, niente, qua stiamo preparando delle foglie per realizzare una spilla, delle piccole foglioline che verranno poi assemblate con la filigrana, con base lamina d'oro e del filo piatto, dove poi nascerà tutto l'oggetto una volta che viene assemblato tutto assieme. Questo è sull'aso,
Qua abbiamo fatto qualche piccola variante, come in questo caso, nell'ultimo pendente, solitamente veniva messo un cameo. Io sto facendo qualche piccola differenza, sto mettendo del broccato all'interno col vetro sopra, come veniva fatto nei reliquiari, dove nei reliquiari venivano messe all'interno dei scritti, delle preghiere, delle cose personali comunque sia.